Meribal, figlio di Saul, era venuto anche lui incontro al re. Non aveva veduto né dai suoi piedi né dai suoi mani, non aveva tagliato la barba, non aveva lavato la sua montura, da dì che il re era partito, fin trimai alla giornata che il re tornava d'ogni in pace. Quando arrivò a Gerusalemme incontro al re, che gli domandò: «Perché non sei tu venuto con me, Meribal?» Gli rispondé: «Mio regno paron, il mio famiglia mi ha inghianato. Il tuo famiglia aveva detto: sielimi la musse, che i monterai parzore, e io l'arai curre, perché il tuo famiglia l'è pidimentato. Lui ha slengonato il tuo famiglia denant dal regno paron. Ma il regno paron è anche l'agnul di Dio. Fas ciò che ti sembra giusto. Tutte la famiglia di mio pari emertave dove la muarte part dal regno paron. E tu in stesso tu has fatto comodare il tuo famiglia fra miei di che mangin in taule con te. C'è diritaio io di prea in daur il re? Disse al re: perché continua a chiacchierare? Io ho deciso che tu e Ziba si smiegiais listieris. Meribali disse al re: già che il regno paron è tornato in pace, chiase so, che si tegni tut lui. Barzilai, il Galadit, era venuto di Rogelim e aveva accompagnato il re verso il Giordan, parlasassi sul Giordan. Barzilai era vielon, aveva 80 anni. Aveva provveduto alla mangiativa dal re tutto il team che si era fermato a Macanaim, mediante che era un uomo ponevore signor. Il re gli disse a Barzilai: «Anindi l'un con me, e io ho provvedarai a duce che ti covente d'ogni di me a Gerusalemme». Ma Barzilai rispondé al re: «Trosains mi restino anche modi vivi, covares di vigni su cur re a Gerusalemme? O soi sui 80? Rivio adore a diserni c'è cale bon e c'è cale trist? Il tuo famiglia sinti il gust di c'è cal mangie, di c'è cal bef? Puoi al sentì anche mo la voce dai cantors e des cantoris? Perché il tuo famiglia varesi al diessi d'intrica al regno paron? Il tuo famiglia al passerà appena di là dal Giordan col re. Ma perché il re varesi al didamio ne ricompense dal Genar? Lascia che il tuo famiglia torni in Daur, o murarai temessitat, d'ogni dal tombal di mio pari e di me mari. Ve chi il tuo famiglia chi man, cal va in denant col regno paron, fas con lui ciò che ti sei meglio di fa. Disse il re: chi man allora cal vegni in denant con me, o fasarai per lui ciò che ti plaserà, e tu ciò che tu voleras ve di me, io lo fasarai per te. Tutto il popolo al passà il Giordan, al passà anche il re, al chiappà braccia quel Barzilai, lo benedì e che l'al tornà a chiesa sua. Il re alle di lung de bande di Galgale e chi man alle dauri. Tutto il popolo di Giude accompagnava il re e anche mieci il popolo di Israele. E ve che tutti gli uomini di Israele si presentarono dal re e i diserin: perché i nostri fradis, gli uomini di Giude, sono venuti a chiolti e gli hanno fatto passare il Giordan al re e alla sua famiglia e a tutti gli uomini di Davide insieme con lui? Tutti gli uomini di Giude risponderono agli uomini di Israele: perché che noi altri sono più parentati col re? Perché se ti appaiso perché scont? Vino mangiata a spesi dal re, o non sai al portare qualche purizione? Gli uomini di Israele ribatterono alla in di Giude: io ho ai dispar sul re e in più io so anche il tuo infradi.
Perché mi has tu buttat de bande? Non so io stat io il prim a di fa tornà d'ogni re, ma il fevelà dai oms di Giude al fo pui dur di chel dai oms di Israele.